Buonasera e benvenuti all'Atletico 2000, la 14ª giornata di Serie A2 vede di fronte The Wall 3&23 e i Pumas. Possesso palla difensivo per il Wall 3&23, attenzione che la perde, poi la recuperano, è sbagliato il rinvio e arriva da dietro Galvanin, doppia frittata degli uomini in maglia blu, difensiva, segna Galvanin, il vantaggio dei Pumas, siamo 1-0. Paravano la reazione, gli uomini in maglia blu che salgono in pressing, c'è Pellegrini in possesso, prova il tiro, parato dal portiere. Calcio di punizione per i Pumas, parte Sciamotti, il suo sinistro è respinto dalla barriera, poi si coordina sulla respinta, gran gol di Sciamotti, il raddoppio dei Pumas, è il suo gran sinistro, la coordinazione al volo, trova l'angolino. Devono rimettersi in piedi i The Wall 3&23, tentano l'azione qui in verticale, ancora Pellegrini, di nuovo la parata. L'attacco dei Pumas è fermato, allora parte il contropiede con Filipponi, gran parata di Esposti. Pumas cercano il gol della sicurezza, c'è Vita Colonna che si è proposto a sinistra, viene servito, rientra sul destro, parte il tiro, gran gol di Vita Colonna, il 3-0 dei Pumas, il suo destro ad incrociare, senza appello per Riccardi, 3-0. The Wall 3&23 col lancio a cambiare gioco su Pellegrini, Esposti a dire di no, blocca sul suo palo. Calcio d'angolo per il The Wall 3&23, la palla che spiove, sbaglia l'uscita stavolta Esposti e Filipponi fa 1-3, il gol che rimette in partita il The Wall 3&23. The Wall 3&23 che hanno preso coraggio e vogliono provare qui, Esposti respinge 2 volte, si salvano i Pumas che poi ripartono in contropiede sulla sinistra. Buona l'azione qui, tentata sulla fascia, la palla dentro, lo scambio. La sfera che arriva a Copparoni, gran parata di Riccardi. Pumas in contropiede, 3 contro 2, Sciamotti per Nica che è solo e non sbaglia. Trafigge sul primo palo il portiere e chiude il match. Per i Pumas il gol del 4-1 di Nica col piattone. Azione tentata da The Wall 3&23, il contropiede di Pumas quando non c'è più tempo, il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine del match, 4-1 netto per i Pumas che continuano la loro corsa in vetta alla classifica. Sì, è stata una partita maschia, dura, come ci aspettavamo. Abbiamo vinto sia andata, sapevamo di poter vincere pure al ritorno, insomma, sapevamo di essere la squadra più forte.